Stiamo per iniziare insieme un'altra piccola tappa di questo viaggio che stiamo facendo attraverso le bellezze del territorio veneto. Siamo di nuovo a Villa Venier Contarini, a Mira, lungo la riviera del Brenta, e adesso stiamo per entrare in quella che è conosciuta come la Barchessa Ovest. Siamo sempre accompagnati dall'architetto Claudio Albanese dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, che proprio in questa villa, in Villa Venier Contarini, ha la propria sede, e con lui adesso visitiamo la Barchessa Ovest, una barchessa che ha tutt'altra destinazione rispetto a quella a cui siamo abituati a pensare, architetto, perché quando si parla di barchessa si pensa sempre ad un luogo che sia di servizio, funzionale, di lavoro per la villa. Questa non era così. Ma questa non era così, perché in realtà le barchesse nel tempo hanno subito anch'esse un certo cambio di destinazione d'uso e sono diventate dei luoghi di festa, dei luoghi di divertimento, dei luoghi di rappresentanza, e come tali venivano anche impreziosite e abbellite da degli affreschi, come vedete in questo caso, che le ricoprono da piedi a cielo. Qui abbiamo 3 sale in particolare, che tra l'altro nel momento in cui si apre la barchessa sono meravigliosamente rappresentate da questa infilata di porte che attraversa la barchessa, e in questa sala in particolare che storie si raccontano? Ma allora, questa intanto abbiamo detto è la barchessa che era dedicata alla rappresentanza e alle feste, ai ricevimenti. E queste 3 sale sono affrescate con episodi che riguardano l'Odissea, l'Eneide e l'Iliade. Noi in questo momento ci troviamo nella sala dell'Odissea, che sì, è così riconosciuta perché ci sono vari episodi che richiamano la vicenda di Ulisse e Circe. Da dire che questa barchessa è stata affrescata da Antonio Zanchi e Domenico Bruni per la parte che riguarda le quadrature e le finte architetture. Siamo sempre nel 600, si è conservata fortunatamente particolarmente integra. Alle nostre spalle c'è un altro elemento significativo, perché è l'elemento che sancisce proprio l'unione delle 2 famiglie, la famiglia Venier e la famiglia Contarini. Sì, infatti sopra al camino si vede che il nuovo stemma che ne è stato ricavato contiene sia la raffigurazione dello stemma dei Venier che dei Contarini, racchiusi in un'unica effigie contornata dalle sfingi. Continuiamo allora a visitare questa barchessa. Di sala in sala, qui ci troviamo esattamente dove? Che storie vengono raccontate? No, qui ci troviamo nella sala dell'Eneide, e anche qui particolarmente sono raffigurati episodi tratti appunto da quel poema, a cominciare dal ratto di Elena alle nostre spalle, per poi finire alla fuga di Enea con il padre Anchise e il figlioletto Ascanio. Queste sale, tra l'altro, si diceva appunto che la Barchessa Ovest era anche un luogo dove si passavano ore di grande letizia. In queste sale proprio ha trovato applicazione questo concetto di incubatore culturale che ha accompagnato la riapertura della villa al pubblico e questa possibilità di fruizione. Qui si danzava. Qui si danzava sicuramente, si banchettava, si trascorrevano ore in letizia, in gioia, e questa è stata anche la grande e bella intuizione che ha avuto la nostra Presidente per far rivivere queste sale in qualche modo comunque con l'approccio delle arti fatte da giovani talenti. E qui appunto abbiamo riportato la danza.
Sì, in questa barchessa infatti era stata collocata la sala della danza, mentre nell'altra barchessa era collocata la sala della musica. Continuiamo allora a vedere anche l'ultima sala. Siamo arrivati all'ultima sala di questa barchessa, una sala che in qualche modo ci racconta veramente lo spirito con cui si affrescava un tempo. Lo spirito è anche un po' il significato di questi affreschi, che sono veramente una storia da vivere con gli occhi. Sì, qui siamo nella sala dell'Iliade, che racconta in particolare la storia di Crise e della figlia Criseide, che era andata ancella ad Agamennone. E nei vari riquadri si ripercorre il dramma del padre che si vede rapita la figlia, il suo pregare Apollo perché gli venga restituita, la vicenda poi della restituzione che porta però a fare sì che Agamennone si voglia riappropriare di Briseide, che era l'ancella di Achille, e quindi a quello che poi ha scatenato il confronto fra Achille ed Agamennone, poi placato da Giove e con un lieto fine sempre nel trionfo finale del soffitto. Qui si percepisce anche la grande scuola dell'autore di questi affreschi, ci sono dei particolari che rivelano la sua grande capacità. Sì, qui gli affreschi sono attribuiti ad Antonio Zanchi e sicuramente ci sono dei particolari nel panneggio e nelle finiture delle mani che danno il senso della grande capacità artistica dell'autore. E la sua capacità anche di raccontare attraverso questi quadri. È un libro senza parole ma con le immagini da gustare sulle pareti. Sì, la sua capacità ovviamente è inserita in quelle che sono le abitudini, la cultura dell'epoca, di raccontare dentro una stanza quella che è una storia che forse ai giorni nostri prenderebbe corpo in un film. Siamo sempre nella barchessa ovest di Villa Venier Contarini. Mentre sopra si danzava, qui sotto si conservavano quelle che erano le cose sempre comunque preziose della villa. Qui siamo nella cantina. Ma forse magari a dirla in maniera un po' così ilare, mentre sopra si danzava, qui sotto si gozzovigliava, perché qui sotto si portava a compimento quello che erano il frutto della terra. Qui c'era il bottaio e probabilmente qui c'era la lavorazione anche di salumi, perché le tracce che questa cantina ci testimonia portano verso quella strada. C'era una bella scala, un bello scivolo per le botti, quindi come nell'altra barchessa ai piani superiori era collocato il granaio, in questa sotto c'erano le cantine per le lavorazioni del frutto della terra.
questo punto usciamo dalla Barchessa e andiamo a scoprire anche il parco della villa. Ci troviamo nel parco di Villa Venier Contarini e io ho notato questa cosa, mi corregga se sbaglio architetto, c'è sempre una specie di diversità abbastanza marcata tra la parte antistante dove c'è un giardino magari con caratteristica all'italiana e la parte che sta invece intorno alla villa dove ci sono caratteristiche più romantiche per quanto riguarda l'utilizzo dei giardini e dei parchi. Beh, allora l'evoluzione che ha avuto anche quella che è la parte che circonda le ville è proprio dedicata, come ha detto lei, ad una parte particolarmente curata che è il giardino, che è ovviamente di presentazione antistante alla casa, e invece quella che si può considerare il rifugio per le passeggiate, per le ore che il nobile voleva trascorrere più tranquillamente, più appartato e che quindi ricercava nel parco, che è solitamente posto dietro la casa. Nel caso nostro di Villa Venier Contarini il parco prelude anche a quelle che sono poi i possedimenti della campagna e che invece si estendevano per ettari e ettari dietro alla casa. In questo parco tra l'altro c'è stata un'intromissione abbastanza pesante dell'uomo che adesso andiamo a vedere insieme. Beh sì, ora non la vediamo più, vediamo solamente quello che è rimasto del suo sedime, la traccia, perché effettivamente era stato costruito un capannone adibito a palestra, a teatro, sempre come si diceva prima all'interno di quelle che erano le attività svolte A servizio della comunità. Quindi non certo deprecabili, però da un punto di vista estetico sicuramente invasive. È stato un intervento che l'Istituto nel 2005 ha scelto di operare, anche coraggiosamente bisogna dire, perché non è di tutti i giorni vedere l'abbattimento di un capannone. Se potessimo usare la macchina del tempo e fare un salto indietro di qualche anno, noi qui ci troveremmo proprio davanti all'ingresso di questo capannone e dietro di noi ci sarebbe questa cosa estremamente invasiva. Voi avete in qualche modo ridato respiro a Villa Venier Contarini. Sì, come si diceva prima, qui era stato costruito un capannone adibito a palestra, teatro e la decisione dell'Istituto nel 2005 fu quella di abbatterlo per ridare spazio e luce a quelli che sono gli edifici come la Barchessa Est davanti a cui ci troviamo adesso. Anche perché era veramente enorme come struttura. Sì, era veramente enorme e superava in l'altezza delle barchesse e fra l'altro era anche di materiale non propriamente riciclabile, visto che le coperture erano in Eternit e hanno comportato anche una certa difficoltà nello smaltimento. Beh, allora diciamo che questa immagine pulita, ariosa che c'è alle nostre spalle è un po' l'emblema di quello che vorremmo fosse il nostro territorio. Di nuovo un territorio a misura d'uomo, a misura di storia e di arte. Questa è un po' la conclusione che possiamo dare a questo viaggio e ringraziamo l'architetto Claudio Albanese e anche l'Istituto regionale per le Ville Venete che ci ha ospitato a casa sua in qualche modo. Grazie davvero architetto per questo piccolo viaggio che abbiamo fatto insieme. Grazie a voi e anche alla vostra opera divulgativa che ci affianca in questo impegno che ci vede insieme in una comune strada. Allora, questa strada non si ferma qui, voi continuate a seguirci perché anche la prossima settimana avremo modo di farvi vedere veramente dei gioielli del nostro territorio.